Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati, sono le 20:45 in questa lunga giornata, una maratona elettorale speciale La città che vorrei, con tutti i risultati minuto per minuto delle elezioni amministrative del comune di Vittorio Veneto. Grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, so che in tanti ci avete seguito a partire dalle 14 di oggi, ci avete mandato tanti messaggi, avete seguito le nostre dirette social, questo ovviamente non può che farci piacere e vi ringraziamo per l'affetto che ci avete dimostrato. Chiedo alla regia e al nostro Davide Parpinello di proporci subito gli ultimi dati, le grafiche aggiornate con 29 sezioni su 33, quindi il dato non è ancora definitivo. Abbiamo Mirella Bagliana, centrosinistra al 40,71, con Gianluca Posocco 32,76, si sono aggiornati proprio in questo istante con un'ulteriore sezione, quindi siamo a 30 sezioni su 33, adesso il valore di Gianluca Posocco si attesta al 32,89, quindi Mirella Bagliana e Gianluca Posocco vanno al ballottaggio il prossimo 23 e 24 giugno. A seguire il candidato del centrodestra Giovanni Braido, 22,27%, e la civica Luisa Camatta al 4,20%. Queste sono le percentuali, questi sono i numeri che appunto vi stiamo proponendo con la grafica alle 20:47 di questo lunedì sera. Andrei a vedere anche se ci sono le grafiche aggiornate lista per dare un quadro abbastanza completo della situazione. Compagine di Mirella Bagliana, Rinascita Civica al 3,52, Progetto Vittorio Futura al 4,87, Partito Democratico al 14,77, Vittorio Vive al 2,32 e la civica nominale di Mirella Bagliana al 15,34%. Andiamo con la seconda schermata, Gianluca Posocco, quindi che sfiderà Mirella Bagliana al ballottaggio, lo ricordiamo per chi si fosse messo in collegamento solo ora, lista Toni D'Area al 12,25, lista nominale Gianluca Posocco sindaco, la persona al centro al 14,47 e Forza Italia al 6,71%. Andiamo a vedere poi Giovanni Braido, la lista nominale Giovanni Braido sindaco al 4,61, lista Lega Liga Veneta al 7,58, Indipendenza Veneta all'1,38, Fratelli d'Italia al 7,79, Forza Vittorio all'1,21. Chiude la coalizione, chiude la candidatura di Luisa Camatta. Andiamo con il prossimo cartello, Rete Civica per Vittorio Veneto al 4,18. Questa è la situazione al momento, questo è il quadro. Io do subito il benvenuto al nostro ospite che entra per la prima volta nel nostro studio, ma l'abbiamo già sentito in un paio di occasioni. Gianluca Posocco, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e buona serata a tutti. Allora, partiamo con lei in questo così speciale serale in cui andremo a commentare e a dare, speriamo, anche i risultati definitivi che non ci sono ancora, dopo un bel po' di tempo dall'apertura delle urne. Allora, Gianluca Posocco, abbiamo già sentito le sue dichiarazioni a caldo, adesso è passata anche qualche ora, so che possiamo dirlo che sono partiti i festeggiamenti, insomma, soprattutto nella sede vostra qui a pochi metri da noi. Allora, riavvolgiamo un po' il nastro. La sua candidatura è stata un po' travagliata, se possiamo usare un eufemismo, quindi qualche mese fa sembravano cose fatte, il suo nome sembrava
dovesse guidare il centrodestra unito. Poi lo ripetiamo magari per i distratti, per quelli che se lo sono perso, così Gian Antonio Darè che ha scompigliato un po' le carte, e quindi la decisione di correre insieme a Gian Antonio Darè con un progetto sempre nell'ambito del centrodestra, però civico, diciamo. E quindi Gianluca Posocco da qualche mese a questa parte se l'aspettava, sì, no? Siamo partiti con un progetto ambiziosissimo, difficilissimo, perché avevamo due civiche più l'apporto degli amici di Forza Italia, due civiche con dentro comunque lo spostamento al centro con Azione, che ringrazio, senz'altro, e comunque un gruppo relativo con, diciamo, rappresentato da Paolo Balbinò, da Buon Pasquotti che tanto è conosciuto a Vittorio Veneto, quindi un centro spostato anche un po' verso sinistra, devo dire la verità. Un progetto ambizioso, difficilissimo, però costruito con persone veramente capaci, persone professionalmente qualificate, persone che hanno corso tantissimo, candidati consiglieri, che hanno dimostrato veramente una forza, un entusiasmo che ci ha portato a questo risultato. Se voi andate a vedere sulle preferenze di lista, ai primi 3 posti sono i 3 capogruppo delle liste, quindi Antonella Caldart, Gian Antonio Darè e Paolo Sant'Antonio sono ai 3 posti, il primo, secondo e terzo, riguardo le preferenze. Poi anche al 4° posto ho visto Gianni Rasera e così. Quindi significa che ha vinto il gruppo, ha vinto le persone, e sono molto molto soddisfatto. Andiamo al ballottaggio e adesso vediamo cosa succede. Gianluca Posocco, rimanga qualche minuto qui nei nostri studi, apriamo la nostra postazione esterna e ricominciamo a fare questo via vai tra la postazione esterna del quadrilatero e la nostra postazione qui, che tra l'altro, lo ripeto per chi è abituato a seguire le dirette del Consiglio Comunale sulla Tenda TV, è proprio a 4 metri, 3 metri in linea d'aria dalla sala consiliare, quella che siete abituati a conoscere con le sedute del Consiglio Comunale, quindi siamo in un luogo anche abbastanza iconico, per così dire. Quindi io apro il collegamento con Alessandro Toffoli, che vedo in compagnia di un ospite che è tornato a trovarci come ci aveva promesso. Sì, siamo vicini, molto vicini anche noi, qui sotto. 3 piani e 20 gradi di differenza, e comunque siamo ancora qui duri al pezzo dalle 14 con effetto vento. Qui fianco a noi anche altri candidati che evidentemente hanno brindato, e si vede dalla difficoltà nello stare in stazione retta. Comunque bene. Addirittura. Bene. No, è una battuta. Siamo qua. Vuoi fare una prima domanda alla tua ospite, oppure continuo? Allora, intanto ringrazio Barbara De Nardi di averci raggiunti di nuovo come oggi. Allora, Barbara, Coalizione di Centrosinistra ci ha detto più volte nel corso della giornata che diciamo, l'obiettivo di arrivare al ballottaggio era nel conto, insomma ci si sperava. Forse, chiedo io, ci si attendeva di essere primi? Prima domanda. E seconda domanda, ci si attendeva di avere Posocco di fronte o Braido? Probabilmente tutti quanti dopo i risultati di ieri sera pensavano più Braido che Posocco, onestamente. È veramente impressionante il delta tra le europee e le comunali di Fratelli d'Italia, ad esempio. Credo che potrebbe essere riportato tra gli annali come l'esempio di quanto contino molto di più le persone nelle elezioni amministrative rispetto a quelle politiche o comunque europee. Sicuramente un ottimo risultato quello della coalizione di centrosinistra, forse oltre il 40 non pensavamo neanche noi di arrivare, invece dagli ultimi risultati pare che siamo sopra il 40, quindi... Federico, infatti abbiamo qui dei risultati ufficiosi, ma che sono un po' più avanti rispetto a quelli che stiamo trasmettendo. Vai. Allora, a una
sezione dal traguardo, anche se ho visto passare adesso 2 buste, forse è arrivata anche l'ultima sezione, non lo so. Nel frattempo qui riprendiamo le trasmissioni e cominciano i tuoni, forse siamo perfettamente allineati Ok. col meteo. Esatto, allora Vai coi dati che sono più importanti. in testa in questa classifica provvisoria e ufficiosa c'è Mirella Bagliana col 41,2%, Gianluca Posocco 32,63%, Giovanni Braido 22,01% e Luisa Camatta 4,17%. Questi i dati ufficiosi che ci sono stati portati. Ma volevo aggiungere una domanda a Barbara De Nardi. Il risultato del PD ieri molto positivo, forse anche oltre le attese, oggi nel discorso di coalizione si è un po' scesi. Sì, sicuramente siamo a un risultato comunque molto simile a quello del 2019, quindi delle comunali scorse. Sicuramente quello di ieri è un risultato al di sopra delle nostre aspettative quanto alle europee e forse avremmo magari pensato di mantenere più analogo il risultato anche per le comunali. Attendiamo gli ultimi seggi che non sono ancora arrivati per quanto riguarda le liste. Prima insomma di definire in modo più preciso le valutazioni. Comunque a prescindere dai numeri, insomma, si capisce che sarà più o meno il risultato del PD più o meno uguale a quello della lista Bagliana, in questo momento un po' sotto, ma insomma molto vicine, e siete quasi divisi i voti. Sì, sostanzialmente sì, abbiamo monopolizzato la gran parte del risultato della coalizione perché insomma siamo appunto, come veniva detto, molto simili e le altre 3 liste della coalizione sono nettamente staccate rispetto alle prime 2. Quella di Partecipare Vittorio e Rinascita. Scusa Alessandro, è uscito Marco Sommavilla, brincalo subito. Non ho capito. È uscito Marco Sommavilla alle tue spalle, volevo qualche informazione, è già scappato, temo. È scappato. Sì. Andrà a mangiare. Vabbè, lo perdoniamo. Dai. E quindi chissà che ora finiamo. No, comunque dicevo, Partecipare Vittorio forse ha fatto un risultato al di sotto delle attese o no? E credo che sia al di sotto le attese rispetto a quella che era il loro risultato nel 2019, rispetto alle loro aspettative presumo meno. Sicuramente il fatto di avere 4 liste civiche presenti nella stessa coalizione agevola la diciamo, sottrazione di voti una rispetto all'altra. Vabbè, questo fa parte ovviamente, ci si tolgono i voti, però al contempo ci sono più candidati, insomma. Ci sono più candidati, più gente che lavora, abbiamo dimostrato che la coalizione di centrosinistra ha messo in campo letteralmente tantissime persone, non soltanto i candidati, ma anche tante persone che li hanno affiancati in queste settimane, in questi mesi. Io sono la prima a dire che sono sorpresa dal mio risultato personale, che è decisamente superiore rispetto a quello del 2019 e per il quale devo sicuramente ringraziare tante persone che hanno lavorato per promuovere le preferenze a mio favore, perché lavorando e avendo una famiglia non è che si riesce come altri a fare campagna. Bene, comunque dei voti poi singoli delle varie liste dei candidati poi parleremo. Nel frattempo hai visto, Federico, che c'è dietro a me ancora un movimento, se vuoi. Sì, tra un po' ci arriviamo. Grazie a Barbara De Nardi per essere tornata qui da noi. Noi riprendiamo il flusso di questa lunga maratona con lo studio. Allora, il riferimento fatto più volte, poi l'ha fatto anche Barbara De Nardi qualche istante fa, riguardo al voto delle comunali in cui si votano le persone. Ok? Allora, giro a Posocco una domanda che ho fatto anche ad Antonella Caldart qualche ora fa. Cioè il fatto che, diciamo, che la candidatura di Posocco era quella, mi sento di dire, il bersaglio facile, diciamo così, in questa campagna elettorale, perché insomma tutte le colpe erano di Posocco, giusto? Possiamo dire, ma insomma fa parte del gioco della politica, non stiamo svelando nessun segreto particolare. Posocco, devo dire, insomma, ha avuto sempre un atteggiamento molto tranquillo anche nelle risposte, sto pensando anche al confronto, eccetera, eccetera. Non è mai andato
allo scontro. C'è qualche sassolino intanto che vuole togliersi Gianluca Posocco questa sera? No, non c'è nessun sassolino. Alla fine fortunatamente i cittadini vittoriesi hanno votato, hanno valutato quello che si è detto in questi mesi. Le colpe dell'assessore al bilancio, ho visto che qualcuno dava colpa all'assessore al bilancio ma non è stato creduto, tant'è che alla fine la coalizione da me sostenuta, che mi sosteneva, scusate, ha preso, cioè è al ballottaggio. Sono contento perché facevo una riflessione. Nella coalizione che mi sostiene credo che tessere di partito, al di là del partito di Forza Italia, ce ne siano poche. Nella lista la persona al centro di Gianluca Posocco e la lista Tony Darè, a parte Tony Darè, credo non ci sia nessuno, credo, con una tessera di un partito. Sono tutte persone impegnate, certamente, ma che si impegnano per la propria città. E questo comunque è stato premiato dai cittadini. Quindi appunto come ci diceva, insomma, l'importanza delle persone. Intanto ci arriva un'immagine in diretta dal municipio, aspettando il prossimo temporale, ecco. E Gianluca Posocco, ovviamente potremmo fare insomma tante riflessioni, però questa sera un po' di sano e giusto festeggiamento, anche perché, come dicevamo nei precedenti collegamenti, i dati della mattinata non erano particolarmente confortanti, giusto? Anche noi abbiamo aperto la nostra diretta, tra l'altro con Antonio Miatto, il sindaco ancora in carica, che fa parte insomma della squadra di Gianluca Posocco, e insomma possiamo dire che l'umore non era proprio dei migliori, perché la matematica non giocava a vostro favore. Quindi questa sera un po' di festeggiamento ci sta. Mi diceva Posocco che nella sua sede appunto più di qualche bottiglia forse è stata stappata, giusto? Ma da domani quali sono i vostri intendimenti? Beh, da domani si parla coi cittadini che non ci hanno votato, sia quelli di Giovanni Braido, ma secondo me c'è tanto lavoro a fare sui cittadini che hanno votato Mirella Bagliana. Io ho la presunzione di avere un programma molto lungimirante, a differenza degli altri candidati, e quindi voglio fare in modo che tutti conoscano il nostro programma. E voglio parlare ai i giovani sotto i 30 anni che non sono andati a votare, portarli, c'è un 50% di elettori che a Vittorio Veneto non è andato a votare, portarli a votare al ballottaggio, perché la forza, l'energia che abbiamo deve essere un attimo supportata da tutti questi giovani con cui vogliamo crescere, per vedere una Vittorio che fra 30, 40, 50, 100 anni deve essere sempre all'altezza del nome che ha. Ci sono dei grazie che si sente di dire a qualcuno in particolare? Immagino a tutta la squadra, ma magari se dovessimo individuare qualcuno? Ma io, candidati consiglieri tutti, veramente tutti i 48 hanno veramente dato il massimo. Poi hanno creato un gruppo magnifico che si ritrovano, che vorrei continuasse per i prossimi anni, al di là di tutto. Grazie a chi ci ha creduto, grazie a Gian Antonio Darè. Gian Antonio Darè è una persona che politicamente ha una lungimiranza che gli altri non capiscono, oltre ad essere una persona con un cuore grande. E i risultati non solo a Vittorio Veneto, ma vedete quello che è successo nelle altre cittadine qui della Pedemontana, confermano che comunque una Lega senza Gian Antonio Darè perde. Ecco, questo dobbiamo dirlo liberamente. E ce l'ha detto anche ai nostri microfoni, insomma Gian Antonio Darè l'abbiamo visto parecchio soddisfatto anche nella pausa, l'abbiamo agganciato nella pausa della nostra maratona.
Se Gianluca Posocco ha ancora un paio di minuti, andrei a proporre uno dei tanti servizi che avremmo dovuto mandare oggi ma che non abbiamo mandato e che fa riferimento, immagino che rimanga volentieri Gianluca Posocco, a uno degli eventi della vostra campagna elettorale, forse mi permetto di dire l'evento che ha riscosso più partecipazione anche a livello proprio numerico, sto parlando dell'evento della Cerruti. Noi c'eravamo con le nostre telecamere e abbiamo sentito proprio Gian Antonio Darè ai nostri microfoni. Prego la regia di mandare in onda questo contributo. Un incontro elettorale insolito, particolare, quello di quest'oggi per il candidato Gianluca Posocco e le liste collegate. Sì, un incontro particolare, ha riaperto la fabbrica della Cerruti, che era un'azienda storica con tantissimi dipendenti, tante persone che hanno lavorato in questa azienda sono rientrate nella propria azienda, nella propria fabbrica, che grazie a 2 imprenditori di Vittorio Veneto è stata riacquistata e soprattutto adesso sarà messa in funzione con un altro tipo di lavorazione, si faranno dei sigari e quindi una riqualificazione industriale in un'area dismessa, in una fabbrica dismessa. Quindi complimenti e onore alle proprietà che hanno voluto investire a Vittorio Veneto, soprattutto riaprire una vecchia azienda per dare ancora vita e voce a questa città. In tanti oggi qui a questo incontro, ormai il voto si sta avvicinando, come sta andando? Ma io voto per Gianluca Posocco, qualcuno magari ha altre idee, però già far capire che questo gruppo di lavoro è un gruppo che vuole riqualificare e rilanciare la città per far sì che Vittorio Veneto diventi e ritorni quella che è sempre stata. Ecco qui, quindi abbiamo visto Gian Antonio Darè, ma abbiamo visto anche una massiccia partecipazione da parte dei cittadini a quell'evento alla Cerruti, un evento elettorale un po' particolare. Sì, un evento elettorale particolare, ma un evento che dà una visione di città. È inutile incontrare la gente nei soliti posti per parlare di niente, facciamo veramente pesare concretamente quello che vogliamo fare. Cerruti, c'è la Carnielli, ci sono tante cose da fare e abbiamo una visione di città che vogliamo trasmettere ai cittadini. I cittadini hanno risposto, hanno capito il messaggio e di questo ne siamo fieri. Posocco, io la saluto, la lascio andare a festeggiare. Un saluto ai nostri telespettatori che hanno seguito la maratona di oggi. Sì, li ringrazio, li saluto, li ringrazio. Grazie per il supporto che mi avete dato in questi giorni e vi romperò le scatole ancora per 15 giorni, quindi cercate di sopportarmi. Grazie. Ma sì. Grazie Gianluca Posocco per essere venuto qui. Le chiedo di pazientare ancora un istante prima di essere smicrofonato, ma mentre ci accompagnano anche queste belle immagini del nostro Michele Dalmagro che ci danno così una inquadratura particolare del nostro municipio in tutta la sua bellezza, accompagnato da questi nuvoloni particolarmente scuri che ci hanno tenuto compagnia dalla metà del pomeriggio in poi. Io vado subito ad aprire il collegamento con Alessandro Toffoli, che vedo in compagnia degli amici di Fratelli d'Italia. Allora mi permetto di dire che intanto si ripete esattamente come 5 anni fa il gruppo di Fratelli d'Italia che arriva alla sera con la bandiera, esattamente, tutto il gruppo ben rappresentato, ma mi permetto di dire che non era facile venire questa sera così a parlare davanti alle nostre telecamere, quindi onore al merito. Alessandro, a te la palla. Allora, intanto grazie, saluto Thomas Toffoli e Fabio Denardi, esponenti e tutto l'altro gruppo di fans di Fratelli d'Italia. Allora Toffoli, diciamo che ci sono stati sentimenti alterni, penso, nelle ultime ore per voi. Ieri sera, stanotte un grande trionfo e credo oggi una certa delusione, no? Intanto buonasera a tutti e come 5 anni fa di tradizione, diciamo, chiudiamo la serata di questa tornata elettorale.
Si sapeva che non era una tornata elettorale semplice, che era una gara difficile con la macchina di Darè e Posocco, anche se c'era, è ovvio, il sentimento, il sentore, forse anche un po' l'illusione del governo Meloni, del risultato delle europee di Giorgia Meloni, ma sapevo comunque che le elezioni amministrative di Vittorio Veneto non sarebbe stata una corsa facile, tant'è vero che io, Fabio e tutti ci siamo impegnati, abbiamo dato il massimo del nostro impegno. Non sono deluso perché il fattore importante è che sono riuscito a convincere le persone che non volevano andare a votare gli ultimi giorni della nostra campagna elettorale, quindi è un risultato soddisfacente. Siamo il primo partito della coalizione del candidato sindaco Braido, quindi questo è importante e secondo me sarà determinante per i prossimi giorni, per le trattative a sostegno o di un candidato o dell'altro, valuteremo sicuramente, ma verso una vittoria del centrodestra, quindi il governo Meloni c'è, però andremo ad affrontare approfonditamente con i candidati per il meglio, insomma, ecco, quindi è importante il dialogo, vogliamo questa volta parlare appunto con i candidati e capire bene, perché il nostro risultato, i nostri voti sono l'ago della bilancia per far vincere, spero, il centrodestra ancora una volta a Vittorio Veneto. Sappiamo che da molti anni che ho appoggiato il centrodestra, Tony Darè alle precedenti amministrative e alle ultime appunto Tony Miatto. Ringrazio tutti gli elettori vittoriesi che ci hanno appoggiato e Fratelli d'Italia c'è, il governo c'è per migliorare Vittorio Veneto, per dare una mano a sistemare le strade e tutti quei lavori che avevamo messo in programma elettorale. Vedo che penso che appunto nelle liste chi andrà a governare, speriamo anche noi con i nostri candidati, che nasca una nuova collaborazione per il futuro di Vittorio, che è il momento appunto di collaborare, magari lasciare un po' da parte le beghe fra i partiti e quant'altro, che sia una cosa appunto per il popolo di Vittorio. Quindi lei, Toffoli, sta dicendo che l'idea è di andare al tavolo con Posocco e vedere di trovare una soluzione per il centrodestra, quindi sarà eventualmente solo con Posocco che andrete a trattare, perché all'inizio mi sembrava di capire che andavate a parlare con entrambi. Ma come ho sentito anche altre liste oggi che vogliono sentire più da una parte all'altra, vogliamo incontrare sia un candidato che anche la candidata Baliana, perché è giusto capire le idee. Probabilmente anche questa situazione che è accaduta nel centrodestra, che fra virgolette è una specie di divisione, non ho mai avuto occasione di parlare né con Darè né con Posocco, ma non perché non ci sia stato il volere, eravamo talmente concentrati nella campagna elettorale che non c'è stata occasione e quindi spero che ci possa essere questa volta un dialogo, parlandosi a quattro occhi e cercare di risolvere la problematica ed arrivare a una conclusione importante per il bene di Vittorio Veneto e per il centrodestra unito. Le chiedo, secondo lei, perché se lei riesce ad andare a trattare, a parlare con Posocco e Darè, diciamo, dovrà convincere anche Braido a farlo? Beh, oggi è un po' una giornata particolare e è un po' difficile perché capisco c'è l'amaro in bocca e le aspettative erano tante nei nostri confronti e anche nelle altre liste. Ecco, sappiamo che appunto questa tornata elettorale non era facile, però siamo contenti del risultato, ok? Perché appunto è fondamentale e saremo fondamentali appunto per le prossime, per il ballottaggio, sì. Mi rivolgo adesso a Fabio De Nardi. Lei è stato per qualche ora, qualche giorno il candidato sindaco, poi dopo invece è stato trovato l'accordo con Braido e quindi ha fatto un passo indietro. Col senno di poi, visto il risultato, si è quasi un po' pentito, forse era il caso di provare da solo? Col senno di poi io confermo che sono stato più che felice di avere dato il mio supporto a Giovanni Braido. Rinnovo ancora che noi siamo comunque vicini a Giovanni Braido perché comunque abbiamo fatto una bella campagna elettorale. È ovvio che Fratelli d'Italia ha avuto un exploit alle europee, però è anche vero che diciamo che è un partito nuovo a Vittorio Veneto. Fratelli d'Italia è la prima volta che abbiamo partecipato attivamente alla campagna e Vittorio Veneto comunque è un comune medio-piccolo, quindi è uno di quei comuni
dove l'elettore guarda forse più la persona che il partito a livello di comunale. Tanto è vero che noi siamo comunque un partito nuovo, siamo persone nuove e abbiamo ovviamente corso con gente che ha amministrato la città da 10, 20, 30, 40, 50 anni, quindi è anche normale che magari qualcuno abbia votato la Meloni alle europee e poi magari per le comunali si sia concentrata più sulla persona, su una persona che magari erano anni che già amministrava Vittorio Veneto e gli ha dato la sua fiducia. Quindi diciamo che è importante fare anche questa, tra virgolette, gavetta per farsi conoscere, insomma, perché altrimenti tra 5 anni siamo da capo. Assolutamente sì, e poi comunque Fratelli d'Italia è un partito che sta sul territorio. Noi abbiamo appena iniziato a essere veramente sul territorio vicini ai cittadini, quindi anche il fatto magari di essere in opposizione, questo fa vedere come lavoriamo, che abbiamo un dialogo con tutti, che comunque ci piace lavorare, condividere i programmi elettorali, e quindi questo è il primo passo anche per far capire che il partito di Fratelli d'Italia è comunque un partito che è vicino ai cittadini e vicino soprattutto al governo, quindi ci sarà anche l'impegno di dialogare con la maggioranza, con chi comunque è minoranza con noi e fare un ponte con il governo, perché comunque noi dobbiamo portare giovo alla città di Vittorio Veneto comunque. Domanda, chiaramente di fronte al risultato straordinario delle europee e a quello non altrettanto alle comunali, oltre al fatto appunto che siete nuovi, quindi meno conosciuti dei vostri avversari politici, c'è qualcosa su cui avete un rammarico che potevate fare di più o meglio o diversamente in questa campagna elettorale? Io direi che tutto quello che potevamo fare l'abbiamo comunque fatto e la nostra campagna elettorale è stata fatta più da Giorgia Meloni al governo. Comunque abbiamo presentato una lista di Fratelli d'Italia, che è comunque la prima volta che presentiamo una lista nostra. Sapevamo benissimo che correre da soli come nuovo partito non sarebbe stato, diciamo, il caso, però siamo stati felici di essere vicini alla Lega, a Giovanni Braido, e comunque adesso ci sarà comunque da discutere e trovare una sinergia per essere tutti uniti un po', perché comunque Vittorio Veneto abbiamo visto che nelle amministrazioni precedenti ha avuto un po' di declino, però magari adesso cerchiamo di lavorare insieme per veramente portarla a rinascere come città, indipendentemente dal partito destra-sinistra. Abbiamo comunque delle persone valide, tra l'altro io comunque faccio le mie congratulazioni sia a Mirella Baliana sia a Tony Darè, e i miei complimenti, e comunque sono sicuro perché insieme faremo un ottimo lavoro. Quindi Toffoli è uno spirito che anche il suo collega Denardi molto, diciamo, positivo, molto fair play, e questo vi fa sicuramente onore, e quindi nei prossimi giorni vedrete di trovare la quadra, io penso prioritariamente per chiudere il centrodestra, per ricompattare il centrodestra, ma comunque per la città, no? Sì, anche per il bene di tutti, perché noi le scorse settimane abbiamo appunto contattato i parlamentari di Roma, il ministro Urso e Donzelli, ho sentito anche direttamente Giorgia Meloni, ho spiegato le priorità e ha dato disponibilità anche economica attraverso il governo per la città di Vittorio Veneto, quindi noi siamo qua per fare appunto le cose, dare una mano anche a chi sarà il nuovo sindaco, a chi andrà a governare, sperando appunto di entrare in consiglio comunale, e faremo appunto da linea diretta con il governo in modo che snelliamo la burocrazia, in modo da far arrivare prima possibile i soldi, quelli che servono per asfaltare le strade e tutte le iniziative necessarie, come abbiamo a cuore Villa Papadopoli per le condizioni purtroppo che si trova, e dobbiamo dare priorità a tutte queste esigenze, quindi noi siamo a disposizione del nuovo consiglio comunale attraverso il governo per sistemare tutte queste iniziative. Questo rapporto che avete diretto, a filo diretto con la Premier Meloni, che vi avevo già sentito dire al programma della tenda, forse visto il risultato che ha ottenuto anche personale Giorgia Meloni alle europee, forse non siete stati abbastanza convincenti con i cittadini, non gliel'avete fatto capire questo contatto che avete? Ma in queste serate, in questi giorni, forse sì, abbiamo lavorato molto anche su altri fronti, su altre magari proposte, altre idee. Forse appunto non è arrivato il nostro messaggio, il filo diretto con Giorgia Meloni. È ovvio che a Vittorio Veneto c'è un'altra realtà fortemente diversa, forse un po' dai partiti nazionali, ma magari un po' in senso civico, e per questo abbiamo magari puntato a meno volantinaggio e quant'altro, parlare direttamente con le persone, e questo è il fatto, insomma, ecco, quindi per noi è anche un buon risultato, e ci serve, ci insegna in futuro di fare magari una campagna elettorale diversa. È ovvio che abbiamo visto una campagna
forte di Tony Darè, la più determinata rispetto alle altre liste, ecco, nonostante il nostro impegno. È da fare un applauso appunto alla loro squadra, perché sono stati molto uniti, ecco. Aspetti che le chiedo un'altra cosa, perché oggi è stato qui il coordinatore zonale di Forza Italia, che appunto ci ha spiegato perché si erano alleati comunque con Tony Darè. A voi non è mai passato per la mente di collegarvi a Forza Italia e a Tony Darè, invece siete andati direttamente con la Lega? Ma noi inizialmente, infatti io avevo messo sul piatto, diciamo, su questo vassoio il candidato Posocco o Braido, però poi è successo il discorso di Tony Darè con Salvini e ha stravolto un po' tutto. Inizialmente anche con il coordinatore di Forza Italia, con Maso, che ci eravamo trovati prima dell'accaduto, si voleva appunto appoggiare per il centrodestra unito. Dopodiché è andata così, noi abbiamo voluto appoggiare la Lega, siamo andati avanti con questa linea verso il candidato Braido, quindi è stata una mancanza probabilmente di dialogo iniziale. Probabilmente si avrebbe vinto sicuramente al primo turno uniti. Sì, facendo la somma dei voti non ci vuole molto, si vedono anche qua. Ultima cosa, De Nardi, ho apprezzato appunto il suo fair play prima. Adesso, se avete questo contatto così diretto con Giorgia Meloni, che comunque è una leader di partito ma è anche la Presidente del Consiglio, quindi è la Presidente di tutti i cittadini, di tutti i vittoriesi, magari invitatela una volta a Vittorio, no? Allora, noi ci abbiamo parlato con Giorgia, ovviamente sarebbe venuta prima delle elezioni, però sappiamo benissimo la situazione che c'è nel mondo tra guerre e poi la campagna europea è stata molto forte anche questa, però comunque sia Giorgia Meloni che altri ministri ci hanno promesso che prima o poi verranno anche a Vittorio Veneto. Possiamo ufficializzarlo di fronte ai nostri telespettatori. Volevo chiedere a Toffoli e a tutti quanti che se Giorgia Meloni dovesse venire a Vittorio, ricordatevi della Tenda TV, che facciamo un'intervista esclusiva, insomma, ecco, certo, mi raccomando. Certo. No, comunque stavo chiedendo un impegno di fronte ai nostri telespettatori e tutti quelli che ci hanno seguito dalle 2 di oggi pomeriggio. Insomma, faremo di tutto per avere, cioè farete di tutto per avere la Presidente del Consiglio a Vittorio Veneto. Esatto, cioè, già è venuto il Ministro Urso, già è venuto il Senatore De Carlo, quindi aspettiamo che anche questa situazione nel mondo, il Parlamento Europeo si stabilizzi e poi quando avremo anche fatto il Consiglio Comunale nuovo vedremo appunto di appoggiare la Giunta che verrà eletta e magari anche Giorgia Meloni farà un salto a vedere un po' la città, perché noi abbiamo parlato a Roma sia con Giorgia sia con altri ministri, anche con Ignazio La Russa, e ci hanno detto: Vittorio, conosciamo Vittorio, una città bellissima, è la prima occasione, verremo sicuramente a trovarvi. Bene, ultima cosa, Toffoli, a proposito di Centrodestra Unito, ho letto una dichiarazione questa mattina, adesso mi sfugge, di Speranzon, che ha detto, visto il risultato, la Regione Veneto dovrà essere i Fratelli d'Italia il prossimo anno, a proposito di Centrodestra Unito. Beh sì, abbiamo un'altra tornata elettorale importante, le regionali, però là sta il compito del nostro coordinatore regionale Luca. No, ma chiedevo cosa ne pensa. Beh, è ovvio che saremo felici di avere il nostro candidato presidente del Veneto. Toffoli. Non mettermi in difficoltà, Thomas Toffoli, con domande sibilline. No, gli ho chiesto un parere. È ovvio che abbiamo stima del presidente Luca Zaia, però so perché per mandati, no? Sono mandati un po' a scadere. È ovvio che dobbiamo appunto verificare anche i risultati nel Veneto alle amministrative, però aspettiamo, insomma, dai, nei prossimi anni, nei prossimi mesi cosa accadrà, dai. Il 13 giugno tra l'altro si vota la fiducia per l'autonomia, quindi prima di pensare anche alle regionali, secondo me adesso è da lottare per portare avanti e portare a casa l'autonomia in Veneto, secondo me. Poi quando saremo autonomi penseremo anche alle regionali. Certo, ci è passato di nuovo sotto gli occhi Marco Sommavilla. A che punto siamo, Marco? Ci siamo? Ci siamo quasi col risultato sì. definitivo, Speriamo. Siamo 32 su 33. Forse davvero intendeva le 8 di domani mattina. Alessandro, l'ultima cosa al volo. a De Nardi, allora voteranno l'autonomia, poi il Presidente di Fratelli d'Italia, portate Giorgia Meloni. Questo sarebbe il quadro perfetto, quindi intanto cerchiamo
che il governo Meloni riesca a portare a casa l'autonomia, perché sicuramente essere più autonomi, come diceva anche il ministro Urso l'altro giorno, giova soprattutto ai cittadini e alle imprese, perché avere la maggior parte delle tasse qui vuol dire dare sicuramente un futuro migliore a noi, ai nostri figli e alla nostra città. E quindi step by step, come abbiamo detto, siamo partiti, creiamo un partito nuovo, pian pianino ci stiamo facendo strada, arriviamo anche a portare il presidente, i ministri, cerchiamo di essere aiuto insomma all'amministrazione prossima per Vittorio Veneto. Bene, io ringrazio molto la componente di Fratelli d'Italia, che anche, vista anche la specialità di Thomas Toffoli, ha fatto anche una scenografia, quindi sì, vero, meglio vero, di così abbiamo fatto proprio un set di Fratelli d'Italia. Vi ringrazio Thomas Toffoli e Fabio Denardi, e ribadiamo... grazie a voi e buon proseguimento e buon lavoro per i prossimi giorni, insomma, in vista del ballottaggio. E ribadiamo appunto il ringraziamento, perché insomma non era facile venire a parlare in una serata come questa. Tra l'altro rinnoviamo magari l'invito, anche se ci sta ascoltando, a Giovanni Braido, se vuole venire nel nostro studio al chiuso o all'aperto, dove vuole, insomma ovviamente la nostra disponibilità per sentire anche la sua voce c'è, anche se immaginiamo che insomma il film magari previsto non è quello che poi è uscito nelle sale. Allora passiamo da un candidato all'altro e io ho il piacere di collegarmi con Luisa Camatta, che è collegata con noi. Proviamo a vedere se funziona il collegamento. Ci sente? Io vi sento. Perfetto, perfetto, anche noi la sentiamo forte e chiara, perché stiamo facendo un collegamento un po' di fortuna. Allora, Luisa Camatta, la proposta civica di questa tornata elettorale, o meglio, la proposta completamente civica, diciamo così, come avete più volte ribadito voi. Allora, Camatta, come commenta questo 4 e 22, che insomma ha 32 sezioni su 33, vi vede all'ultimo posto tra i 4 candidati? Sì, guarda, chiaramente come sempre, insomma, uno si augura di fare il meglio possibile. Noi sapevamo che sarebbe stata dura, un po' perché chiaramente eravamo una forza poco conosciuta, ci siamo presentati peraltro per ultimi, quindi non abbiamo avuto neanche dalla nostra il tempo di farci conoscere, di prendere un po' piede sul territorio. Abbiamo fatto veramente di tutto di più, anche perché sapete che noi eravamo completamente autofinanziati, quindi insomma anche da consulente d'immagine so bene quanto anche in una campagna elettorale possa incidere la disponibilità proprio di risorse a livello diciamo pubblicitario. Quindi abbiamo fatto veramente tutto ciò che potevamo con quello che avevamo a disposizione. In moltissimi casi ci siamo confrontati veramente alla pari con gli altri. Chiaramente per fare un lavoro capillare sul territorio occorre tempo, occorre un'organizzazione che si prenda in anticipo, diciamo così, ma per come sono andate le cose io sono molto felice della mia squadra, so che tutti hanno dato il massimo. E quindi qualsiasi sia il risultato ci inchineremo ovviamente alla volontà popolare perché è sovrana e trarremo le nostre considerazioni chiaramente. C'è anche da dire che speravamo moltissimo in un dato proprio di affluenza alle urne diverso. Nel senso io sono rimasta molto stupita dal fatto che addirittura c'è stato un calo rispetto alle precedenti amministrative. Quindi noi, insomma, abbiamo fatto appelli al voto in tutte le lingue del mondo proprio perché sapevamo che c'erano due strade. Le persone, diciamo, deluse potevano allontanarsi ancora di più dal gioco politico, diciamo, dalla volontà di prendere comunque parte, oppure avrebbero potuto puntare su una voce nuova, come siamo noi. Purtroppo hanno scelto quello che noi non auspicavamo, cioè di allontanarsi ancora di più. Perciò credo che per tutte le forze politiche in campo sia un dato da prendere in seria considerazione,
perché purtroppo non arriviamo neanche al 50%, quindi caspita, è un dato significativo, significa proprio che ormai c'è uno scollamento tra la società civile e il mondo della politica, e questo è trasversale, purtroppo. E per quanto ci riguarda, insomma, noi ce l'abbiamo messa veramente tutta, e chiaramente, insomma, il dato è quello che è. Adesso stiamo a vedere, insomma, trarremo così, le nostre considerazioni nel direttivo di domani sera, perché ci incontriamo con tutta la squadra e valuteremo il da farsi. Ecco, Luisa Camatta, cosa si sente di dire alla sua squadra? Beh, intanto grazie, nel senso che dall'inizio alla fine hanno dimostrato una grandissima dedizione alla causa. È stato molto sfidante per tutti noi, nel senso che con i mezzi che abbiamo, partecipare a questa campagna elettorale ha significato lavorare giorno e notte, praticamente, ben oltre le ore di lavoro normale. Ciascuno di noi ha dato veramente, penso, il massimo. Non potevo sperare in una squadra migliore, tenendo conto anche del fatto che, insomma, ci siamo conosciuti relativamente da poco a livello temporale, eppure è come se ci conoscessimo da sempre. Al nostro interno, come ho spiegato spesso, ci sono varie ideologie, varie provenienze anche partitiche, quindi è stato molto sfidante anche trovare proprio una linea di unione tra tutte queste idee differenti, ma io l'ho sempre considerato un valore questo, anzi sono molto fiera del fatto che sia uscito un programma elettorale così completo e quindi sono molto fiera della nostra squadra. Anche l'ultimo giorno, quando abbiamo fatto la festa prima del silenzio elettorale, sono venute penso un centinaio di persone e hanno partecipato anche 2 degli altri 3 candidati, e quindi è stato molto bello vederli arrivare, perché io chiaramente ho invitato tutti, perché noi abbiamo questo spirito, e vederli arrivare ad una certa ora dopo che erano state le loro feste è stato veramente molto bello come segno. Allora, Luisa Camatta, rimanga collegata con noi, passiamo da una Camatta in diretta a una Camatta registrata. Chiedo alla regia di andare a pescare il servizio sulla festa più dolce, più interessante dal punto di vista culinario. Tra le 4 posso permettermi di sbilanciarmi, ecco. Quindi portiamo le lancette un po' indietro alla serata di venerdì sera, con la festa in quel del Borgo Vespini a Casagrande, ecco, a Serravalle. Abbiamo il contributo pronto, mandiamolo in onda. Luisa Camatta, si è conclusa la campagna elettorale, com'è andata? Ma è stato meraviglioso, abbiamo raccolto tantissime istanze da parte dei cittadini, delle associazioni, delle imprese, tantissime esigenze che magari normalmente non erano neanche emerse, quindi siamo molto orgogliosi del lavoro fatto, tantissimo delle relazioni instaurate e di tutte le esigenze che sono emerse, e adesso speriamo di fare un bel risultato, così porteremo avanti tutte queste cose che sono venute fuori, insomma. Un percorso inedito il vostro, credo anche in parte inaspettato. Qual è stato l'incontro più emozionante? Beh, in realtà ogni incontro con i cittadini, e per cittadini intendo dire anche le imprese, anche le associazioni, la singola persona che veniva di sera a dedicarci 2 ore del suo tempo per ascoltare un comizio, che fosse in osteria o che fosse sotto la loggia di Ceneda. È stato emozionante vedere i loro occhi, fiduciosi, partecipi, tirarsi fuori di casa e partecipare alla vita civica. È stato incredibilmente emozionante, veramente. Questa sera la festa di chiusura con un aspetto particolarmente dolce. Verissimo, beh, è stato, diciamo, un grandissimo lavoro della squadra, perché oggi pomeriggio hanno sfornato una cosa tipo 200 e anche oltre Kraffen alla marmellata, soprattutto la signora Caterina. Qui in casa Casagrande c'è proprio una tradizione di ospitalità magnifica, e quindi siamo davvero onorati come squadra, e dal profondo del cuore voglio ringraziare tutta la mia squadra, perché ciascuno di loro è stato non solo significativo ma fondamentale per questo risultato.
Ormai i giochi sono fatti, che cosa vi aspettate dall'esito elettorale? Beh, noi abbiamo molta fiducia che il popolo, che i cittadini e le cittadine riusciranno davvero a fare qualcosa di significativo. Speriamo chiaramente che si fidino di noi, speriamo di aver inciso in tutti i modi in cui ci siamo presentati e spero che questa fiducia insomma venga quindi ricambiata, soprattutto perché avrei proprio tanta voglia di fare qualcosa per questa città, ci ha dato tanto e vorrei avere proprio la concreta possibilità di iniziare da qualsiasi punto e fare quella che giustamente è una gavetta per ottenere dei risultati per il bene comune. Eccoci qui, torniamo in onda, quindi con il collegamento con Luisa Camatta, l'abbiamo vista, come dicevo prima, registrata, ma ho mandato in onda volentieri questo servizio perché c'erano anche le immagini della squadra di cui abbiamo parlato pochi istanti fa e proprio vi abbiamo visti uniti attorno a questa bandiera vittoriese, i colori anche del vostro vestiario che hanno accomunato le varie puntate della città che vorrei lo testimoniano. Le chiedo, Camatta, prima di salutarci, un messaggio che vuole mandare ai due sfidanti al ballottaggio, Bagliana e Posocco. Beh, innanzitutto complimenti. Chiaramente penso che sia una grande soddisfazione per loro, di cui devono andare fieri perché evidentemente hanno lavorato bene, sia in campagna elettorale sia prima, chiaramente. E quindi sono molto felice per loro. Ho avuto modo di conoscerli chiaramente in questa campagna elettorale, sono due persone assolutamente gentili, equilibrate, disponibili, quindi sicuramente qualsiasi dei due emergerà, insomma, dal secondo turno sarà sicuramente un bene per Vittorio Veneto avere delle persone così dedicate. E niente, in bocca al lupo, nel senso che per noi è stato bello fin dall'inizio aprire proprio la consultazione, qualsiasi tipo di confronto con tutti. L'abbiamo detto fin dall'inizio, crediamo molto nel dialogo, nell'apertura anche a idee che possano essere diverse da quelle che magari abbiamo preso in considerazione noi. E quindi penso che nel dialogo e che nell'apertura ci sia sempre una ricchezza e questa sarà la linea che terremo dall'inizio alla fine. Quindi la cosa rimane inalterata e mi congratulo ancora con loro e in bocca al lupo anche per il secondo turno. Grazie di cuore a Luisa Camatta per questo collegamento che siamo riusciti a fare in serata, quindi volevamo avere le voci di tutti quanti e grazie insomma perché abbiamo avuto modo, ci abbiamo anche scherzato un po' fuori onda di averla ospite diverse volte alla città che vorrei insieme a Claudia Borsoi, quindi ci ha fatto sentire la sua voce più e più volte e insomma non è facile per chi arriva per la prima volta e si mette in gioco in questo modo, non è facile sfidare altri esponenti che insomma con la politica ci vanno a braccetto da un po' di più tempo, insomma, ecco. Quindi il nostro complimento anche per essersi spesa nelle nostre trasmissioni, quindi va anche a Luisa Camatta. Grazie. Grazie a voi per tutta l'opera che avete portato avanti. Grazie mille, grazie a Luisa Camatta, chiudiamo il collegamento, faccio una brevissima triangolazione con Alessandro Toffoli, vediamo che lo vedo in compagnia di un giovane e quindi siccome abbiamo detto, intanto chiedo ai tecnici giù di sistemare un attimo il fuoco, proprio un attimino, siccome voglio dare spazio ai giovani, colleghiamoci subito con Alessandro Toffoli. Allora, nel frattempo Federico è passato Marco Somavilla, gli ho chiesto la situazione, mi ha detto che stanno facendo un controllo sull'ultimo seggio, il resto è diciamo in linea, quindi non appena arriverà l'ok con il verbale sull'ultimo seggio inseriranno anche le ultime preferenze, quindi sarà tutto a posto. Qui con me ho Michele Arvizzigno della lista Vittorio Vive che appoggia Mirella Bagliana. Allora Michele, sei un giovane
giovane, anche a te una domanda, un complimento per esserti impegnato in questa campagna elettorale e una domanda sul perché hai deciso di questa avventura. Innanzitutto, grazie mille. Ho deciso di candidarmi perché questa città, essendo che non è una città che parla ai giovani, che non offre niente ai giovani, che li lascia soli, abbandonati a se stessi, e non è il caso solo di Vittorio Veneto, è il caso di tutta l'Italia, direi di gran parte del mondo occidentale. E avere una candidata come Mirella Vagliana che non solo parla ai giovani, ma vive nel loro mondo, dato il suo lavoro, è un valore aggiunto. E questo anche dobbiamo ringraziare gli altri giovani candidati nelle nostre liste. Ne abbiamo uno per ogni lista della coalizione e questo rende molto contento sia me che i nostri candidati. Però ovviamente non basta candidare dei giovani se poi non parliamo con loro. Quindi vorrei lanciare brevemente un appello a tutti i giovani di riflettere e decidere una volta per tutte che direzione volete dare a questa città, perché tra 2 settimane ci sarà il ballottaggio e come Luisa Camatta rifletteva poco fa sull'affluenza, meno di un vittoriese su 2 è andato a votare. Questo è oltraggioso e i giovani devono prendere in mano la situazione, non dobbiamo lasciare che siano i più grandi a decidere del nostro futuro. Quindi per favore tra 2 settimane andate e scegliete bene, perché questa città non può permettersi altri 5 anni di immobilismo. Ti chiedo, Michele, apprezzo il tuo appello ai giovani, ma ti chiedo perché secondo te i giovani sono così lontani dalla politica? Innanzitutto perché la politica non parla a loro, non abbiamo organi di rappresentanza, il nostro posto nelle associazioni è ridotto, ma anche noi ovviamente abbiamo questa parte di colpa, abbiamo questa parte di pigrizia, ma io credo che se la politica si dimostra attenta ai nostri problemi, se ci parla, allora anche noi naturalmente inizieremo a uscire dalle nostre tane. E se c'è ascolto, c'è collaborazione. Se ci sentiamo abbandonati, da quello che vedo in giro, difficilmente chi si sente abbandonato vuole fare un passo in avanti. Quindi è questo. Certo, quindi adesso io ti faccio l'in bocca al lupo per questi prossimi 15 giorni, siete arrivati a un passo, adesso bisogna farne un altro. Grazie mille e ringrazio anche intanto Mario Dare di Vittorio Vive. Abbiamo migliorato di poco il nostro risultato rispetto a 5 anni fa, chiaro, dal nostro 2,3%, non potremmo fare molto, però sostenere Mirella è già una vittoria per noi. Grazie. Bene, grazie allora a Michele Arsigno di Vittorio Vive e ti passo la linea volentieri, ho visto che hai 2 illustri ospiti con te. Qui adesso iniziamo a fare sul serio in quanto a giro di ospiti anche qui nel nostro studio. Do il bentornato nello studio, perché inizio ad avere qualche piccolo svarione anch'io, ad Antonella Caldart che se non sbaglio al momento a 32 sezioni su 33 è la candidata consigliera più votata, confermiamo? In questo momento sì, ne manca ancora una, quindi Vabbè, vediamo, però il tema non è essere la più votata, il tema è vedere qual è il risultato che la nostra coalizione ha fatto. Di fatto i primi 5 più votati sono 2 della lista mia, della lista Gianluca Posocco Sindaco, 2 della lista Tony Darè e 1 di Forza Italia, quindi direi che anche questo è un risultato che dimostra come le persone, i nostri cittadini abbiano voluto premiare le persone delle nostre liste. E senza dubbio rispetto alle precedenti elezioni vediamo che questa volta le persone, gli elettori hanno preferito dare preferenze alle liste e meno ai singoli candidati e in un certo senso questo ha aiutato anche la diminuzione dei voti contestati e dispersi. Nei seggi dove sono stata infatti si è visto come sia stato più facile e più agile lo spoglio, ci sono state meno contestazioni, ma diciamo come nei numeri assoluti senza dubbio le nostre 3 liste stanno avendo un buon risultato e la lista che rappresento in modo particolare in questo momento è seconda solo alla lista civica della candidata Vagliana, quindi per noi davvero una grande soddisfazione, un grandissimo grazie a tutti coloro che ci hanno voluto dare la fiducia e che spero la vorranno riconfermare al ballottaggio fra 15 giorni. Un pronostico come va fra 2 settimane?
È tutta da giocare perché, come ha appena detto il giovane candidato, c'è stato un grandissimo astensionismo, quindi molto dipenderà anche dalla nostra di tutti, capacità di portare i cittadini che non hanno votato a votare. E poi è ovvio che noi in un certo senso partiamo da una buona posizione perché comunque siamo un centrodestra che è stato diviso al primo turno ma che potrebbe ricompattarsi al secondo turno. Antonella Caldarti, io la ringrazio per essere tornata qui nel nostro studio. C'è qualche indiscrezione, qualcosa che non abbiamo ancora raccontato, che vuole raccontarci, qualche dietro le quinte magari? Ma giù da basso, dietro le quinte, mi pare che fossero tutti molto sinceri, cioè in questo momento non c'erano grandi dietro le quinte perché, come abbiamo detto prima, questo è il momento un po' in cui ci siamo tutti rilassati e abbiamo ringraziato davvero tutti le cittadine e i cittadini che hanno voluto darci la loro preferenza. Poi da domani ci si rimette al lavoro e vedremo come ci organizzeremo. Allora, Antonella Caldarti, io la saluto con questo messaggio che ci invia un telespettatore che, se non sbaglio, si trova all'estero. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio per questa bellissima giornata di intrattenimento e informazione, quindi ho dato volentieri, insomma, questo messaggio, anche perché l'abbiamo presa anche un po' in maniera leggera, perché sennò altrimenti se ci prendiamo troppo sul serio non è mai finito. Come va presa, assolutamente. Esatto. Grazie Antonella Caldart per essere venuta a trovarci in studio. Abbiamo il prossimo ospite, tornerei a pieno schermo un attimino intanto con le grafiche, che così facciamo un riassunto per coloro i quali si fossero messi in collegamento solo ora. E tra l'altro ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta, perché qualcuno pensava che fosse una registrazione del pomeriggio, invece siamo in diretta. E se vi state chiedendo se è una registrazione perché non abbiamo ancora tutte le sezioni, perché abbiamo solo 32 sezioni su 33, l'ultima deve ancora arrivare. Magari Alessandro, se riesci, prova a sentire Marco Sommavilla, se riesci, non so se hai il contatto diretto, altrimenti te lo mando io, ok? E abbiamo approfittato della grafica per microfonare Gian Antonio Darè, che è venuto a trovarci nei nostri studi. Prima l'abbiamo sentito ai microfoni di Alessandro Toffoli. Allora, Gian Antonio Darè, lei è il vincitore morale di questo primo turno delle elezioni? Assolutamente no, ci sono queste elezioni e soprattutto sono elezioni che si fanno con il primo e il secondo turno, e quindi sono contento chiaramente che il mio candidato Gianluca Posocco, che ho sostenuto, sia andato al ballottaggio. Adesso ci sono 15 giorni per lavorare ancora sul territorio, per convincere i cittadini, per parlare con gli elettori e illustrare quello che è il nostro programma per la città e convincere sia gli elettori di destra che di sinistra a votare Gianluca Posocco. Allora, lei è molto così serafico nelle risposte, tranquillo, ma a me piace un po' sfrugugliare, soprattutto in questa seconda parte della nostra diretta. Lei, insomma, fuori di microfono, insomma, l'ha vissuta ovviamente come una sfida tra lei e il suo ex partito fino a un paio di mesi fa, partito che l'ha espulsa. E quindi adesso come lei presenterà il conto? Assolutamente no, non ci sono conti da presentare. Io sono stato espulso perché chiaramente sono andato oltre, diciamo, delle affermazioni nei confronti di Matteo Salvini, però rimango e sono della Lega, non ho più la tessera perché sono stato espulso, però ho votato per la Lega e quindi sono ancora di questo partito. Se poi si può parlare con gli elettori, certo che sì, e naturalmente a sostegno di un programma amministrativo, di un candidato, e credo che si possa trovare cammin facendo anche, diciamo, la serenità perduta in questo periodo. Ecco, la Lega
mi faccia un pronostico sul post europee, perché insomma abbiamo avuto nel giorno delle elezioni Bossi che dice di votare Forza Italia, poi abbiamo un risultato non particolarmente esaltante a livello nazionale per la Lega, o comunque ben lontano dai fasti salviniani di qualche anno fa. Il futuro come sarà? Parliamo un attimo di politica nazionale. Ma la politica nazionale è chiaro, ormai siamo legati a doppio mandato con Giorgia Meloni, perché è il premier della coalizione. La coalizione, soprattutto Fratelli d'Italia, ha vinto le europee, quindi esprimerà chiaramente un commissario europeo, quindi in chiave europea non possiamo essere contro l'Europa e essere assieme al governo, perché sarebbe una contraddizione, quindi ci deve essere un ripensamento anche all'interno della Lega e trovare i giusti equilibri per proporsi in Europa in senso propositivo. Non certo che l'Europa, tante cose sono da cambiare, però secondo me l'Europa si cambia se si va nella stanza dei bottoni. Se si vuole fare solo opposizione, tra l'altro adesso gli eletti della Lega sono 8, in Parlamento europeo i parlamentari sono 705 e quindi diventerà difficile sovvertire gli equilibri 8 contro 705. Darei rimanga qui con noi perché ho anche un paio di una domanda su Vannacci da farle, così interessante, ma mentre vi do un'informazione tecnica di servizio facciamo accomodare un ospite che non avete mai visto oggi, quindi per la prima volta rilascerà qualche dichiarazione. Sto scherzando ovviamente, ma vi do un'informazione di servizio e la do anche ad Alessandro Toffoli, che qui fuori è il freddo e il gelo, continuo a sentire tuoni eccetera, che il caro Marco Sommavilla mi informa che è un po' testuale, sarà un po' lunga per l'ultima sezione, non si sa esattamente perché, ma potrebbero volerci più di qualche decina di minuti. Quindi prendiamo per buona questa informazione e valutiamo il da farsi, insomma, ecco, quindi teniamo presente questa cosa. Allora, attenzione, torniamo in studio, caramba che sorpresa, abbiamo Mirella Bagliana, ospite in studio, dovremo pagare pegno perché è stata troppo disponibile oggi. Allora, non me ne voglia Gian Antonio Darè un attimo intanto abbiamo uno dei massimi esponenti del gruppo di Posocco e Mirella Bagliana all'interno della stessa inquadratura, anche se non più tardi delle 19:30 abbiamo avuto Posocco e la Bagliana all'interno della stessa inquadratura nel nostro collegamento con Alessandro Toffoli. Mirella Bagliana, in chiusura di questa credo intensa e anche stancante giornata, cosa ci dice? È stata intervistata da numerose televisioni, in tanti sono venuti qui anche per lei, allora un bilancio di questa giornata bella intensa. Allora sì, è stata una giornata intensa, eravamo tutti in attesa dei risultati che dal nostro punto di vista sono stati anche positivi, c'è stato un interesse generale anche dai mass media della provincia, insomma della regione Veneto, e questo è significativo perché i risultati di Vittorio Veneto sono attenzionati appunto a livello veneto e questo ci deve anche rendere fieri. E detto questo, noi chiudiamo la giornata stanchi però molto motivati e molto entusiasti e ci stiamo già preparando per i prossimi 15 giorni. Ecco, allora Bagliana, io la ringrazio, vorrei che così ripetesse proprio in sintesi il ringraziamento alla sua squadra che ha fatto più volte nel corso della nostra diretta di oggi pomeriggio, sin dal primo collegamento. Sì, certo, io ringrazio veramente col cuore tutti coloro che hanno fatto la squadra, sono stati vicini a me e abbiamo fatto un bellissimo lavoro, abbiamo veramente seminato tanto, stiamo raccogliendo. L'unica cosa è che chi mi conosce sa che non demordo facilmente e fin quando non si porta a casa l'obiettivo la squadra deve continuare ad operare, a lavorare e questo sarà sicuramente fatto per i prossimi 15 giorni.
Ecco, allora Bagliana, buon lavoro, mentre dalla regia ci stavano riproponendo le immagini ecco qui della festa, insomma, di venerdì sera. Buon lavoro Mirella Bagliana e grazie di essere stata qui in nostra compagnia nuovamente. Grazie a voi. Grazie mille, grazie mille. Ecco qua. Allora, prima di tornare da Gian Antonio Darè, sentiamo la pioggia cadere copiosa. Intanto mi arrivano dei messaggi così divertenti che però non posso leggervi, quindi mi dispiace, rimarrete cari telespettatori col dubbio. Torniamo da Gian Antonio Darè che è qui in studio con noi. Darè, la candidatura di Vannacci è stata un autogol per Salvini oppure no? Ma guardando le percentuali bisogna dire che sicuramente qualcosa ha portato, però certamente non ha sfondato come sicuramente Salvini pensava, ma soprattutto ha indispettito l'elettore medio e storico della Lega, perché questa persona non c'entra niente con il movimento politico ed è un qualcosa di esterno. Tra l'altro lo ha detto anche lui in maniera molto chiara e quindi questo è servito per aumentare il quorum, per far sì che la Lega arrivasse a certi livelli, si puntava alla doppia cifra, non ci sono riusciti e quindi questo va e deve essere un motivo quantomeno di riflessione. Ecco. Molto bene, darei in chiusura, come affronterete le prossime 2 settimane in attesa del ballottaggio? Ma parleremo sicuramente con i cittadini, le nostre squadre continueranno a lavorare, sempre comunque con impegno e con devozione, certamente non sarà facile, sappiamo benissimo le difficoltà di recuperare questo svantaggio, però insomma siamo fiduciosi di proporre Gianluca Posoco come candidato sindaco e proporlo soprattutto ai cittadini vitoriesi. Grazie Gian Antonio Darè per la disponibilità, un saluto ai maratoneti che hanno seguito dalle 2 di oggi pomeriggio, sono le 10 ormai, mancano pochi minuti. Se vuole fare un saluto ai nostri telespettatori. Grazie ancora, grazie naturalmente a tutti gli elettori che ci hanno e che mi hanno sostenuto e naturalmente teniamo duro e ricordiamoci di andare a votare Gianluca Posoco fra 15 giorni. Perfetto, quindi appello al voto fino all'ultimo istante. Grazie mille a Gian Antonio Darè, che chiedo di aspettare un attimino per smicrofonarsi. Alessandro, sei riuscito a carpire qualche informazione? No, informazioni no, nel senso che ho sentito da te quella dell'ultimo seggio, allora mi sono dilettato mentre riascoltavo Tony Darè a prendere un po' di nota dei comuni contermini, non so se può interessare, cosa dici? Sì, può interessare, anche se credo che, ecco, come testimoniano queste immagini, c'è il diluvio universale che si sta riproponendo, quindi sappiamo che non appena noi partiamo con la diretta diluvia, ecco. Lo potremmo risolvere il problema della siccità, basta fare delle dirette. Magari potremmo andare, esatto, sì, ecco. Bene, scusa Alessandro, ti ho interrotto. Vai. Ecco, allora sento anche poco perché il frastuono è impegnativo. Comunque stavo prendendo nota in ordine sparso dei comuni qui vicino. Allora, a Sarmede c'era poco da scoprire, bastava superare il quorum, è stato riconfermato Larry Pizzol per la 3ª volta. A San Fior ritorna Gastone Martorell, è stato eletto col 53,51 dei voti. A San Mandemiano c'è un altro volto noto, Guido Dussin per la 5ª volta fa il sindaco, eletto con il 62,75%. Confermato anche il sindaco di Ravine Lago, Massimo Magagnin, col 52,32%, quindi un risultato abbastanza combattuto. A Pieve di Soligo confermato Stefano Soldan con 56,78% e addirittura a Orsago
è tornato il sindaco di diversi anni fa contro il sindaco uscente Mion. Giancarlo Mion è stato eletto col 44,44. A Miane è stato eletto sindaco Moreno Guizzo col 47,32 e non ce l'ha fatta a rientrare Angela Colmellere, che ricordate era stata sindaco, poi era stata parlamentare. A Fregona, come abbiamo detto nel corso della diretta di oggi, è stato eletto Giacomo De Luca, anche per lui è un ritorno, ha già fatto il sindaco per 2 mandati, poi è stato vice sindaco, poi è stato un turno di Chies, uscente fino a questa mattina, e poi è tornato Giacomo De Luca. A Colle Umberto è stato rieletto Sebastiano Coletti, che a dire il vero si era ricandidato a poche ore dalla scadenza contro Edoardo Scarpis, cioè il suo predecessore, e nel dossier è stato comunque rieletto Sebastiano Coletti col 46,99. Qui è chiaro che non serve il 100% in quanto c'erano 3 concorrenti e non c'è ballottaggio. A Cison di Valmarino è stata rieletta Cristina da Soller, uscente, con un ottimo 75,38, ma va ricordato che qui ha votato solo poco più del 30% degli elettori. Il record negativo, sicuramente ci saranno gli iscritti AIRE, però comunque è un risultato sinceramente molto basso. Poi ci sono tanti altri comuni, ma insomma i più vicini sono questi. Molto bene Alessandro, grazie. Prima che ti vada via del tutto, esatto, attingi la bottiglietta d'acqua, esatto, che c'è lì sotto. Tra un istante torneremo a vedere anche le immagini della pioggia che sta interessando in maniera sempre decisa tutta la zona. Allora, ripetiamo, credo di non averlo mai detto, qual è la sezione che manca? La 27 di Via Mascagni, se non sbaglio, ecco, quindi tutte le altre sezioni sono arrivate, quella, come ci è stato detto, in via ufficiosa ma attendibile da Marco Sommavilla, non ci potrebbe volere molto tempo, insomma, per avere questo tipo di dato, e quindi direi che tra qualche istante noi potremo anche andare a chiudere la nostra maratona. Chiederei allora, prima di andare avanti, un doveroso ringraziamento a tutto lo staff tecnico che anche in queste condizioni meteo proibitive a dir poco ha consentito lo svolgimento praticamente impeccabile della diretta dalle 14 sino alle 22. Quindi dopo andremo a nominarli uno per uno. Chiedo a Davide di rimandare le grafiche lista per lista, perché ormai siamo a 32 sezioni su 33 e quindi ci siamo quasi. Mentre io leggo le grafiche dovrebbe prepararmi le preferenze dal sito, quelle con i nomi dei più votati. Quindi ripetiamo tutta la sfilza di numeri. E quindi Rinascita Civica il 3,42, Progetto Vittorio Futura 4,89, Partito Democratico 13,70, Vittorio Vive 2,30, Mirella Bagliana Sindaco 15,79. Questa è la compagine di Mirella Bagliana. Procediamo con Gianluca Posocco, sfidante al ballottaggio, quindi Toni Darè, lista Toni Darè al 12,27, e Gianluca Posocco sindaco al 14,24, Forza Italia al 6,64. E ancora procediamo con le liste collegate a Giovanni Braido, 4,57, Giovanni Braido sindaco, Lega Liga Veneta 7,55. Mi sono distratto perché ho visto delle cose arrivare nel monitor, quello della postazione da sotto. Indipendenza Veneta all'1,37, Fratelli d'Italia al 7,81, Forza Vittorio, la lista di Michele Toffoli, all'1,24%. Attenzione, colpo di scena. Un minuto
un minuto e ci arrivano le grafiche con tutte le sezioni, quindi abbiamo i dati definitivi, quindi rientriamo in studio e attendiamo, mentre vi proponiamo ce le abbiamo subito, eccole qua. Sezioni 33 su 33 alle 22:04 di lunedì 10 giugno 2024. Abbiamo Mirella Bagliana al 41,23%, dato definitivo, che sfida Gianluca Posocco al 32,60%, altro dato definitivo. E quindi rimangono fuori Giovanni Braido al 22,00% e la Cammatta, Luisa Cammatta, la candidata di Rete Civica per Vittorio Veneto, si attesta al 4,18%. Grazie mille intanto a chi sta arrivando, mettiamole lì, ecco, non diciamo cosa è arrivato. Alessandro, allora togli la cosa che hai sopra il tavolino, e mentre ringraziamo chi ce le ha portate. Oh, là, molto bene, andiamo con Alessandro. Ci hanno portato delle bibite, Alessandro, vero? Sono maggiorenne, posso bere una birra, no? Sì, ecco. Allora, intanto abbiamo questa grafica che sancisce il ballottaggio tra Bagliana e Posocco. Dovremmo avere anche un cartello, se non sbaglio, preparato nottetempo, che possiamo finalmente dare per definitivo. Quindi ballottaggio Bagliana-Posocco il prossimo 23 e 24 giugno. Ricordiamo, Federico, scusa, ricordiamo che non si vota più sabato e domenica, ma domenica e lunedì. Esattamente. Domenica tutto il giorno e lunedì mattina. Esattamente. Hai da fare il 24 pomeriggio alle ore 15? Vediamo. Chi può dirlo? No. Allora, mentre questa pioggia continua ad accompagnarci, e lo sentiamo non tanto dalle immagini che tra poco ci arriveranno, ma dal sottofondo. L'audio. Questo spieghiamolo ai nostri telespettatori, non è un fruscio che ci arriva per qualche malfunzionamento, ma è uno scroscio. Ecco, guardate l'acqua che sta cadendo su Vittorio Veneto. Caro Alessandro, intanto chiedo agli amici che sono qui, ecco, vediamo anche tuoni, fulmini, eccetera. Alberto, se vuoi venire a sederti qui. Allora, Alessandro, direi che abbiamo dato tutti gli elementi ai nostri telespettatori in questa nostra lunga diretta dalle 14 alle 22. Abbiamo fatto sentire le voci praticamente di tutti, tranne, ma è più che comprensibile, insomma, la delusione di Giovanni Braido, che... Sì, l'ho chiamato anche poco fa al telefono, ma non ha risposto, quindi... insomma... Ci sta, anche perché possiamo dire che, insomma... adesso alle 22:07, l'abbiamo detto più volte, ma insomma le previsioni erano altre, possiamo dirlo? Certo. Quindi si dava un Bagliana Posocco in maniera abbastanza certa da più fonti, invece ecco, gli elettori... Bagliana Braido. Sì, Bagliana Braido, sì, buongiorno. Iniziano i primi... mi fai togliere a me la birra dal tavolo, che l'hai già bevuta. No, promesso. Bagliana Braido pareva essere, insomma, il risultato quasi scontato, così non è stato e ci ritroviamo Bagliana Posocco al ballottaggio, con queste immagini plumbe di una Vittorio Veneto che come al solito non si smentisce. Caro Alessandro, io direi che possiamo andare a chiudere questa nostra maratona elettorale. Grazie, sicuramente penso che abbiamo dato un buon servizio a tutti i cittadini che ci avranno seguito, abbiamo fatto sentire un po' tutte le voci, come dicevi tu, e a questo punto ci rivediamo tra 15 giorni per dire non più chi sono i candidati al ballottaggio, ma chi è il nuovo sindaco della città di Vittorio Veneto. Esattamente, quindi Alessandro, io ti ringrazio per l'ottimo lavoro fatto. Grazie. Noi abbiamo scherzato più e più volte. Guarda, ti volevo fare
ribadire e spezzare un'altra lancia a favore dei tecnici, perché io sono sempre stato qua in disparte davanti alla telecamera, ma ti assicuro che lottare contro il maltempo oggi pomeriggio non è stato semplice, soprattutto per loro che hanno messo in sicurezza tutta la tua attrezzatura, quindi su di sopra avete fatto andare una telecamera, qua sotto non è andato niente, siamo stati più bravi noi. È vero, dobbiamo fare ammenda. Beh, avevamo così tanti tecnici qua sopra che alla fine... Hai visto. Allora, un grazie, e adesso a parte gli scherzi, chiudo solo un attimo il collegamento con Alessandro audio perché ci arriva veramente il rumore della pioggia molto alto, però rimani pure collegato con noi. Un grazie a Mirko Andreetta, Michele Dalmagro, Stefano Migotto che ci hanno reso possibile veramente in condizioni proibitive la realizzazione di questa diretta. Un grazie particolare va a Davide Parpinello che ha deciso di venire a darci una mano direttamente dalla Finlandia, qua vicino, un paese così qui vicino, e quindi grazie veramente a lui, che ha seguito anche tutto l'aspetto delle grafiche, dei grafici, dei numeri, non era per nulla semplice, e ci sta scrivendo in questo momento il caro Matteo Ruzza, che non era fisicamente presente qui oggi con noi, ma che è colui il quale consente la trasmissione di tutto il nostro segnale sulle varie piattaforme. Un saluto va anche a Claudia Borsoi. Attenzione, dimmi. Ecco, se vuoi, sono stati ufficializzati anche le preferenze, se vuoi ti leggo le prime, i 10 più votati. Ma anche i 20? Vabbè, se vuoi te ne leggo tutti e 224. No, grazie. Allora, avevi annunciato e è corretto, la più votata è stata Antonella Caldart con 254 voti, ha superato di 14 voti, quindi a 240 c'è Tony Darè. Terzo è Paolo Sant'Antonio con 207 voti, si vedono lì. Gianni Rasera quarto con 193 voti, Antonella Uliana quinta con 185 voti. Questi 5 sono tutti e 5 della coalizione di Posocco. Poi c'è Barbara Denardi, la prima della coalizione di Mirella Bagliana, sesta con 174 voti, poi Marco Dus 137, Giulio De Antoni 130, Stefano Trubian è il primo della coalizione di Giovanni Braido a 129, Silvia Salezia ancora Tony Darè 127, Roberto Tonon, Mirella Bagliana 125, Marta Denardi, la giovane che abbiamo sentito, è al 12° posto con 121, Marco Caliandro di Azione, quindi Posocco, a 118, Enrico Padoan, Mirella Bagliana 115, Irene Cutifani 106, sempre Bagliana, Silvia Bevilacqua pure Bagliana prima della sua lista, anzi seconda dietro a De Antoni con 100 voti tondi, 17° Adriano Botteon 98, sempre della lista di Mirella Bagliana, Samantha Stefan deve essere la seconda, se non ho perso il conto, della lista della Lega, Andrea Casagrande detto Biga 78 al 19°, 20° Mario Darè, direi che ci possiamo fermare qua, se non che vedo anche il 21°, allora, Sandro De Bastiani al 72. Però mi dicono dalla regia, che non è la regia nostra ma è un'altra regia, che questi non sono i definitivi, può essere? Sì, manca, sì. manca un seggio? No, erano 33, c'è scritto, se tu vai in cima c'è scritto 33. Però mi dicono, vabbè, rimaniamo... Allora erano quelli che ti dovevo leggere io, ma insomma va bene, se vuoi te li torno a leggere. Rimaniamo col dubbio, verifichiamo. In cima c'era scritto 33 però. Lì c'è scritto 33 su 33. Quindi. Giorgia, sappi che noi diciamo le cose così, ormai stiamo parlando direttamente con i nostri telespettatori giusto. Le vie brevi. Altrimenti è colpa di Marco Somma. Guarda, se vuoi te li rilego solo con i nomi: Caldart, Darè, Sant'Antonio, Rasera, Uliana, Denardi, Dus, De Antoni, Tonon, Trubian, Salezia, Denardi, Caliandro, Padoan, Cutifani, Bevilacqua, Botteon, Stefan, Casagrande, Darè. Stessi 20 di prima. Ok. Sì, che non creiamo crisi diplomatiche a un minuto dalla chiusura. No. Ah, ma mi dice, sì, ma stanno aggiornando le liste.
Ah, vabbè. Vabbè ragazzi, però anche vabbè. voi, non è che possiamo stare qui fino a domani. Cioè, quindi aspetta, allora, cari amici, nel sito del comune da domani mattina o fra qualche minuto troverete tutti i dati. Saluto Giorgia che ci sta scrivendo, non è Giorgia quella di Thomas Toffoli di prima, la Giorgia, votate Giorgia, ma era un'altra Giorgia. Quindi prendete con le pinze i numeri che vi abbiamo appena dato, ok? Ma da domani, magari dopo i riconteggi vari, eccetera, eccetera, ok, sto vedendo, iniziano ad arrivarci tanti messaggi tutti che non posso leggere, però mi dispiace, e quindi troverete... Non puoi leggerli perché non c'è tempo, no? Non Perché c'è tempo, sì, ovviamente, okay. Come buttare in cacciara dopo quante ore mi ha fatto oggi, fatte tutte impeccabili gli ultimi 10 minuti, e vi assicuro che qui in regia la birra non è ancora stata sorseggiata. Guarda, quasi quasi la tiro fuori. Guarda, ecco. E quindi, ripeto, sul portale del comune ci saranno tutti gli aggiornamenti finali con i dati definitivi che probabilmente avranno bisogno di qualche ritocchino, ma insomma salvo novità, noi abbiamo preso per buone le preferenze con scritto 33 sezioni su 33, ok? Ecco. Certo. Detto questo, caro Alessandro, io spero di salutarti per l'ultima volta. Cioè in senso per questa sera? Sì, ovviamente. Grazie Alessandro, vado a chiudere proprio Grazie a voi. Il collegamento con te. Grazie a voi e buonanotte. Buonanotte Alessandro, grazie. E quindi con queste ultime immagini stiamo per chiudere la diretta e la pioggia forse sta iniziando a scemare su questa immagine del municipio di Vittorio Veneto. Io vi saluto, vi ringrazio ancora una volta, grazie a tutti i tecnici, ma soprattutto grazie a tutti voi per averci seguito. Ovviamente il nostro lavoro non avrebbe senso se non ci fosse il vostro entusiasmo costante che negli anni ha continuato a darci la forza di proseguire in questo progetto talvolta un po' ambizioso, se teniamo presente ovviamente i mezzi che abbiamo a disposizione, della Tenda TV e nello specifico della città che vorrei. Noi ci ritroviamo sicuramente il 24 alle ore 15 questa volta, perché i seggi chiuderanno alle 15 e alle ore 15, al momento della chiusura, ci sarà lo spoglio dei voti. La previsione ovviamente dovrebbe essere quella di uno spoglio molto più veloce, perché non ci sono tutte le preferenze da conteggiare. Quindi sicuramente ci ritroveremo il 24 alle ore 15. Potrebbe esserci un confronto a due prima, chi lo sa, potrebbe esserci qualche speciale della città che vorrei, chi lo sa. Rimanete sintonizzati sui nostri canali social, rimanete sintonizzati sul nostro canale tradizionale, rimanete sintonizzati sul nostro canale delle Smart TV, canale 19, freccia verso l'alto. Grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima e rimanete sintonizzati sulla Tenda TV.